Intanto ringrazio tutti e tutte per essere qua oggi, Nicoletta per aver fortemente voluto questa iniziativa, tutti i relatori che hanno aderito con entusiasmo, organizzate in poco tempo, immagino i loro impegni fossero anche importanti nonostante tutto stasera. Insomma, in questo noi speravamo di essere diversi, insomma, non solo perché le differenze di genere nelle nostre coppie dovrebbero essere superate, ma anche perché con tanta difficoltà le nostre coppie vivono i loro rapporti amorosi e queste difficoltà dovrebbero unirci. Invece abbiamo studi, mi tolgo gli occhiali per averlo come quelli degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, del Canada, che ci dicono ben altro. Non solo esiste un problema legato alla violenza sia fisica che psicologica nelle coppie omosessuali, ma ha anche percentuali maggiori. E questo mi ha spaventato moltissimo, non conoscevo i numeri, non ve li dico perché non me li ricordo e non li ho neanche scritti, però le percentuali sono decisamente maggiori. Però riflettendoci questi dati hanno una spiegazione che va anche oltre la normale dinamica relazionale e coinvolge tutte le relazioni sociali delle coppie gay e lesbiche. Il riconoscimento legislativo e la visibilità e quindi il riconoscimento sociale sono una conquista per le nostre coppie degli ultimi anni. Per cui tutti gli studi effettuati, tipo quello americano che ci dà questi dati molto rilevanti, si riferisce a coppie che subivano le conseguenze dell'omofobia sociale che noi viviamo. Questa omofobia che è lontana dall'essere superata. Questi studi infatti arrivano sempre alla stessa conclusione, cioè le motivazioni quali sono. Una delle cause principali è il maneggio di stress, cioè quello stress che le nostre coppie, come tutte le minoranze, vivono, perché il sociale che li circonda, la stigmatizzazione della società rende difficile vivere apertamente una vita di coppia. Emblematico, vi riporto un caso dello scorso anno in Italia, in cui ne avrete sentito parlare quasi tutti, una coppia gay felicissima, a causa delle continue aggressioni omofobe da parte dei condomini, ha dovuto abbandonare la casa che avevano acquistato con grandi sacrifici e anche con gravi conseguenze per il loro rapporto, cioè questi subivano quotidianamente da parte dei vicini, come chiamarli, proprio aggressioni di tutte le hanno fatto, credo che gli abbiano anche messo fuoco alla porta di casa, delle cose terribili. Questo non solo gli ha creato delle difficoltà nel vivere il loro rapporto, ma ha messo in crisi il loro rapporto, si sono dovuti allontanare, hanno dovuto lasciare la loro casa. Questa è un po' forse è un caso estremo, però è quello che noi socialmente viviamo. E poi un'altra causa è anche l'omofobia interiorizzata, che molti di noi purtroppo, nonostante tutto, si portano dentro. L'omofobia interiorizzata è causata da tutti i pregiudizi nei quali noi cresciamo, perché noi comunque nelle nostre famiglie continuiamo a sentire di tutto contro le persone omosessuali, per non parlare delle persone transessuali, e questi pregiudizi purtroppo li portiamo dentro, riusciamo a elaborarli, a superarli, ma qualcosa, un pezzettino è sempre lì. E questa omofobia interiorizzata è un'ulteriore causa di stress all'interno delle nostre coppie. Immaginiamo per esempio una coppia dove solo uno dei due è visibile. Quando questi escono anche a mangiare una pizza, questo rapporto è difficile vivere serenamente come qualsiasi altra coppia. Il quotidiano in pubblico, a me mi viene da paragonarlo un po' alla coppia etero-clandestina che si incontra in pubblico, no? Cioè devi stare attenta a qualsiasi cosa, e per molti questo è un problema, per quanto poi a casa possono vivere liberamente, continuano a subire questo stress. In Italia oggi sulla violenza nelle coppie omosessuali esiste solo la ricerca di Arcilesbica,
recentemente è stata approfondita, in questi giorni viene pubblicato il loro libro, ancora non abbiamo dei dati, ma purtroppo questo studio riguarda solo le coppie lesbiche. Pertanto il dato è molto parziale, però visto che il nostro stile di vita si può avvicinare a quello dei paesi anglosassoni, in questi paesi sono stati fatti molti studi anche approfonditi, possiamo prendere spunto da loro. Da questi studi emerge anche un altro dato, che non solo la violenza nelle coppie gay e lesbiche è superiore a causa dello stress rispetto alle coppie etero, ma i maltrattamenti avvengono soprattutto fra donne, nelle coppie lesbiche. Questo per noi è un mistero, insomma siamo abituati a vedere coppie dove il maltrattante è un uomo e chi subisce una donna, invece qui ci troviamo a vedere una donna che maltratta un'altra donna o un uomo che maltratta un altro uomo. Perché maggiore fra donne? Forse i maschi che subiscono hanno più difficoltà ad ammettere o denunciare per paura della derisione? E anche qui vi riporto il caso di un ragazzo che si è rivolto alle forze dell'ordine e ha detto queste parole: alcuni agenti mi hanno detto che avrei dovuto rispondere alle botte del mio ex visto che sono un uomo. Mi sono sentito io quello sbagliato, incapace di difendersi. E a posteriori ha detto anche: se tornassi indietro non denuncerei più, è stato troppo umiliante. Mentre forse per la violenza all'interno delle coppie lesbiche, io non so, le risposte ce lo siamo chiesto molto, abbiamo cercato di capire, ma forse le risposte sono vanno cercate, e secondo alcuni studi è così, all'interno dei modelli familiari e genitoriali violenti che qualcuna può aver vissuto. Sappiamo insomma che la violenza, oltre l'80% delle violenze in genere avviene all'interno delle famiglie, quindi i modelli sono quelli. E questi possono portare all'imitazione di questi modelli negativi, quindi portando delle donne ad avere atteggiamenti discriminatori e razzisti nei confronti di altre donne. Questa cosa è terribile, mi ha allarmato moltissimo, ci ha allarmato moltissimo. Detto questo, noi come MOS siamo sempre più convinti che il nostro lavoro, che da anni si rivolge principalmente alle scuole per il contrasto al bullismo omofobico, a tutti gli stereotipi di genere, sia fondamentale. Ma non è fondamentale solo perché è rivolto ai futuri cittadini di questo paese, ma che da oggi è anche fondamentale all'interno della nostra comunità. Perché volevamo i diritti degli altri, non vogliamo avere anche le cose negative degli altri. L'educazione al rispetto e all'affettività non ha né genere né orientamento sessuale, e qui dobbiamo andare avanti. Il primo passo per migliorare la nostra società è sicuramente l'educazione, ma oltre a questo c'è bisogno di una formazione di tutti gli operatori che avranno in carico e che prendono in carico le persone che subiscono violenza, affinché queste persone si sentano protette sin dal primo momento e soprattutto non giudicate per la violenza che subiscono. E non ultimo, l'aiuto a tutte quelle persone violente, consapevoli di questo loro problema, che rivolgendosi a noi e insieme al CAM fanno un primo passo per migliorare se stessi e i loro rapporti. Con questo voglio chiudere.